Vado? Grazie. Oggi, allora, mi sono vantato così tanto che la più grande mia soddisfazione era quella che non coordinavo più nessun evento. E forse insomma questa cosa non ha portato molta fortuna, perché non dovevo presentare nessuno, purtroppo. Federica Assorgia, che avrebbe dovuto coordinare al mio posto e sicuramente l'avrebbe fatto meglio, Anna Maria Geniei, è stata male, e tra l'altro ho detto abbiamo anche una traduttrice, non parlo più, anche quella è stata male. Per fortuna l'amica Silvia Osà è venuta in nostro soccorso. Ho riletto il libro tra stanotte e stamattina, l'avevo già riletto per sceglierlo, però la nostra scelta è quella che chi lavora all'interno del festival deve essere giustamente, gli deve essere riconosciuto il suo lavoro, per cui mi sono fatto passare, ho anche lavorato di meno, ma mi sono fatto passare le domande da Federica, e cercherò, pensate che io sia Federica, molto più, insomma, con la barba, e cercherò di interpretare le domande che lei ha fatto e di coordinare con quello su cui lei ha lavorato. Grazie. Allora, grazie Federica. Ecco. Allora, Anna Maria Geniei è al suo esordio editoriale col Corpo Nero, ma è un artista che viene dalla danza. Il suo nome d'arte è Karima 2G. Dalla danza e anche come vocalist in console in tantissimi locali dell'Italia, però è anche una che ha voluto sempre migliorarsi, da un punto di vista intellettuale, da un punto di vista artistico, tanto che grazie a una borsa di studio è andata in America, dove si è laureata in Science sì, sono 2 lauree, una in Political Science e l'altra in Comunicazione. In Comunicazione. Ed è al suo esordio. Il libro di Anna Maria Geniei si intitola appunto Il Corpo Nero. È uscito da pochissimo, ma adesso non so, Anna Maria, quanti festival e quanti incontri hai già fatto? Tra l'Italia e l'America una 50. Quindi insomma ed è per noi davvero una grande opportunità, tanto che quando io scrissi per avere la nostra ospite, lei mi disse sì, sono libera. Probabilmente il comitato editoriale della Fandango, il libro edito Fandango, erano così surclassati da tanti impegni che ha detto no, è occupata. Invece poi per fortuna siamo riusciti ad averlo da noi. Questo libro, che io direi un libro diario fondamentalmente, è un libro che evidenzia in lei un continuo evolversi da un punto di vista artistico e da un punto di vista stilistico, ma anche contenutistico. E si vede che lei ha studiato scienze delle comunicazioni, ha studiato comunicazione, perché guardate la copertina. Anche qui dietro c'è uno studio. La copertina sicuramente non è casuale. Si dice che i libri non bisogna giudicarli dalla copertina. Però è inutile, noi quando entriamo in una libreria la copertina la guardiamo, e osservando la copertina, che sembra abbastanza iconica, poi anzi non ve lo faccio vedere tanto perché lo dovete comprare, altrimenti insomma, di questo libro si osserva che è rosa e che il nome dell'autrice è scritta in bianco, come il titolo a fianco, e quindi appare una sagoma di una donna nera. Come nasce, Anna Maria, la volontà di scrivere questo libro, e quando hai deciso di scriverlo e perché la scelta di questo titolo? Vabbè, io lo devo dire, sto realizzando solo adesso di averlo scritto, continuerò a ripeterlo, non so quando realizzerò il fatto di aver scritto un libro, proprio perché provengo dalla danza, provengo dalla musica a 360 gradi, sono stata anche produttrice musicale, e per me la musica, l'arte sono un mezzo per esprimermi, per comunicare agli altri, ma soprattutto anche per, come dire, liberarmi, no? È una sorta di terapia, lo è sempre stata. E la scrittura in realtà è sempre esistita nella mia vita. Io recentemente mi sono resa conto di quanto
questo libro provenga da molto lontano, cioè, e più faccio presentazioni, più faccio incontri e più mi rendo conto di non aver scritto questo libro da sola, ma con i miei antenati, come se questo libro fosse sempre stato lì ancora prima che io nascessi. Sì, vero? E quindi cosa è successo? In realtà i miei genitori, oggi poi sai, a volte quando più si cresce più ci si rende conto di tutte le cose che i nostri genitori ci dicono o gli stimoli che cercano di darci, no? Però lì per lì ovviamente magari non te ne rendi conto, ma passano gli anni e ti rendi conto in realtà che loro... c'è stata una spinta in un certo senso, e la spinta da parte dei miei genitori, in particolar modo di mio padre, è stata quella di regalarmi puntualmente un diario dei segreti a Natale, perché nascondevo la mia, cioè camuffavo in una sorta di timidezza una mia chiusura, no? E mio padre mi disse in un romanaccio appreso, perché noi siamo di origine liberiana: scrivi tutto qui, mamì. E così è stato. Ho scritto per anni, poi ci sono stati periodi in cui non ho più scritto perché ero in crisi con me stessa, e mia madre scriveva questi diari e li metteva in cantina, insomma, a tal punto che mi sono totalmente dimenticata, mi ero completamente dimenticata di questi diari. E grazie anche a delle femministe che mi hanno motivata tantissimo, dicendomi: tu devi assolutamente scrivere la tua storia, perché quello che succedeva è che ogni volta che io facevo uno spettacolo, o che fosse di danza o che fosse musicale, ogni volta che mi presentavo e raccontavo la mia storia rimanevano tutti colpiti e affascinati dal fatto, dalla storia dei miei genitori in quanto immigrati venuti in Italia, in quanto anche la storia politica, la relazione tra il mio paese d'origine che è la Liberia e l'America, e l'arrivo appunto di questi liberiani negli anni 70. Lì per lì non ci credevo, poi durante la pandemia è venuto qualcosa di speciale che mi ha spinta a ritirare fuori tutti questi diari e a rendermi conto che da questi diari sicuramente potevo trarre un libro. Ecco. Grazie. Come ho già detto, la famiglia di Anna Maria è di origine liberiana, quindi vengono chiamati afrodiscendenti di seconda generazione, quindi insomma, che insomma come tutti i nomi lasciano sempre un po' a desiderare, però questa è un po' la dizione che danno per questi scrittori. Il libro, leggendolo, presenta una scrittura semplice, senza sovrastrutture retoriche. È una scrittura anche abbastanza particolare, perché tu scrivi sempre il presente. Il termine oggi è sempre molto presente, e come il termine oggi, che poi tu ci spiegherai perché è sempre presente, è onnipresente anche la musica. Ecco, che rapporto hai avuto e hai con la musica, e quando è entrata nella tua vita, e in che modo ti lega alle tue origini? Se ti lega alle tue origini. Assolutamente sì. La musica mi ha salvata, lo dico sempre, la musica è la mia vita. Mio padre mi ha trasmesso il potere della musica, è sempre stato un personaggio molto silenzioso, e tuttora lo è, e comunica con noi attraverso la musica, quindi qualsiasi cosa ci deve dire ce lo dice attraverso una canzone. Che sia dolorosa, che sia happy, che sia quel che sia, lui ci comunica attraverso la musica. E così ci ha comunicato anche la storia e l'importanza della diaspora africana, no? E, portandoci alla conoscenza di diversi artisti, musicisti africani, quindi dalla musica tradizionale alla musica contemporanea, ma in particolar modo di musicisti attivisti. In Sudafrica, dove abbiamo avuto appunto diversi musicisti africani che hanno parlato
delle dinamiche coloniali, del volere appunto distaccarsi da queste dinamiche coloniali, e l'hanno fatto attraverso la musica. Ovviamente, come io sono nata e cresciuta in Italia, e sappiamo che i nostri libri di storia è già tanto che ci riportino alla conoscenza della nostra storia, figuriamoci la conoscenza di altri territori, altre culture e via dicendo. E quindi penso che per mio padre la musica sia stato un mezzo appunto per portarci alla conoscenza storica, politica e culturale della diaspora africana. Questo mi ha portata ad avere a sentire proprio l'esigenza non solo di andare in Liberia, dove non ero stata fino al 2013, ma anche di sentire questo legame forte con le mie origini, perché il sistema burocratico, il sistema politico italiano non mi permetteva di avere una sorta non avevo la cittadinanza, quindi un'appartenenza non veniva riconosciuta, e cercavo quell'appartenenza appunto di ritrovarla nelle mie origini, dal momento in cui non venivo vista in Italia come cittadina, quindi così anche come donna, come ragazza nera. Sì, quindi la musica ha influito moltissimo nella mia vita, nel mio percorso di crescita, sia artistico che da attivista, così mi definiscono. Grazie. Il libro è davvero strutturato in paragrafi molto brevi, considerato un libro di 170 pagine in 32 paragrafi brevissimi. C'è un paragrafo che uno legge e vorrei capire che cos'è. C'è scritto: il popolo Kpelle. Il popolo Pele è un popolo affascinante, interessante. Allora, il popolo Pele è il popolo dal quale proviene mio padre, ok? È una tribù, è un'etnia che ha mantenuto le sue tradizioni, o almeno cerca di mantenerle, perché in Africa oggi è difficile trovare delle etnie, delle tribù che abbiano mantenuto queste tradizioni, perché, allora, parlo della Liberia almeno. La Liberia come punto di riferimento ha sempre avuto l'America, no? Quindi il grande sogno americano, ok? A tal punto da dimenticarsi delle proprie tradizioni, a tal punto quasi da cancellare anche nei libri di scuola la propria storia. E il popolo Pele invece ha combattuto tantissimo, un po' come il popolo Madingo, affinché si conoscesse la storia, si conoscesse anche un passato, che anche quello proveniente da, e si riconoscessero dei villaggi. E la bellezza nell'andare lì nel 2013 e ritrovare anche dei testi scritti in Pele, anche testi come la Bibbia. Ho trovato una Bibbia scritta in Pele. Grazie agli americani, vabbè, perché ci sono stati degli accademici americani che hanno fatto delle ricerche. Devo dire che le ricerche, perché sono state fatte queste ricerche? Perché recentemente si è scoperto che la grande dea Oprah, non so se insomma, Oprah è un punto di riferimento per molti negli Stati Uniti, insomma una donna afroamericana più potente al mondo quasi, no? Facendo un test DNA ha scoperto di appartenere a quella popolazione, quindi tutti i ricercatori americani sono andati in America per cercare di trovare non solo la lingua, ma tutto ciò che provenisse da questa popolazione. Mio padre, in quanto Pele, nel villaggio di Boncante, è stato il primo ad uscire dal suo villaggio negli anni 70, e questo è stato, lui è un punto di riferimento molto importante non solo per la comunità Pele, ma anche per tutta la comunità liberiana nel mondo,
perché indica una storia di successo. Cioè già il fatto, ve lo dico, di uscire dal suo villaggio, io ci sono andata, ho detto Dio mio, come ha fatto mio padre ad uscire da qui, perché si trova nel mezzo della foresta, sono chilometri e chilometri per arrivarci dalla città di Morovia, e sai, a volte si è un po' conflitto con i nostri genitori, no? Nel senso, c'è sempre qualcosa che non ci convince, il nostro padre, la nostra madre, i rapporti a volte sono più stabili, a volte invece sono conflittuali, e io vi giuro, quando sono arrivata nei villaggi di mio padre è passato tutto. Cioè, se potevo avere una rabbia, se potevo avere un conflitto, un pensiero nei confronti di mio padre, lì sono riuscita a dimenticare qualsiasi cosa, perché ho visto un grand'uomo con un grande amore per il suo villaggio. Grazie. Tu descrivi nel tuo libro anche, diciamo, degli eventi, degli avvenimenti di discriminazione, mai con vittimismo, bisogna mai con vittimismo. Ci sono due paragrafi, sempre due paragrafi molto particolari, che hanno un titolo interessante. Una dedicata alla tua maestra di matematica, che si intitola Mussolini l'italiano, e un altro Il ragazzo di Casa Pound, che è interessante perché racconti l'incontro con questo ragazzo che poi scopri per 9 anni ha, insomma, frequentato i circoli di Casa Pound. C'è indubbiamente in Italia un sentimento anche alimentato da certe politiche, è innegabile, che la cui matrice possiamo avvicinare a quella un po' fascista, ecco, fascista, non un po' fascista. Come ti sei confrontata con questo atteggiamento e cosa ne pensi al riguardo? Ok, io anche attraverso la mia musica, attraverso la danza, sono sempre stata molto provocatrice, no? Devo dire una cosa, prima sentendo Ibra ha detto una cosa, ha detto che lui si lega più alle storie positive che quelle negative, no? Io faccio totalmente il contrario. Sì, esatto, perché sono le esperienze negative in realtà che mi hanno formata di più. Cioè, io ringrazio la maestra Carla per tutta la discriminazione che mi ha donata, cioè proprio della serie: sei nera, sei figlia di immigrati, non arriverai mai da nessuna parte. Io sì, dammene di più, capito? Perché è questo che mi ha fortificata. Lo so, sembra assurdo, ma vi giuro che è così. Perché ovviamente come grande esempio non è stato facile, che come grande esempio ho avuto la Liberia. Nel libro parlo moltissimo della guerra civile in Liberia, di come arrivava quest'eco fortemente in Italia, dalle lunghe telefonate, dove sentivo mia nonna che piangeva, mia sorella, quella più grande, che non si trovava più, e quindi stavano morendo di fame, no? Ed ero piccolina in tutto questo. E però lo facevano con una dignità che anche nei confronti di quelle persone, dei ribelli o delle persone che li uccidevano, avevano sempre una forma di rispetto, cercavano di capire il perché arrivassero a quello, no? E vivevano la guerra civile e anche nell'ultimo periodo con la contaminazione, diciamo così, dell'Ebola, come prove nella vita, no? Quindi per me personaggi come la maestra Carla o il personaggio, questo ragazzo che ho frequentato per un brevissimo periodo di Casa Pound, per me era una prova, attraverso di loro cercavo di capire da dove, come ribaltare un po' questa oscurità e trasformarla in luce, capito? Lo so, è un po' complessa come cosa, però quindi quando mi chiedono, perché poi alla fine sei nera, sei italiana, e tutti cosa ne pensi del razzismo? Dici. E vedo da parte dei giornalisti, da parte di tutti, no, in ogni conferenza che faccio, che io tiri fuori la mia rabbia. Non è che la rabbia non ci sia, è ovvio che c'è. Nel momento in cui viene discriminata a scuola per anni, così nelle questure, per strada, ovunque, che viene scambiata per una prostituta,
ovvio che dentro c'è una rabbia, ma l'invito che faccio anche a molti giovani che vivono ogni giorno il bullismo è quello di veicolare questa rabbia, di trasformare questa rabbia in qualcosa di più costruttivo. Per me è stata l'arte, è stata la scrittura, la lettura, non lo so, poi ognuno troverà la sua forma, no? Il fascismo c'è, come c'è anche il razzismo, cioè esiste. Prima ero molto più combattiva, nel senso che non lo sia ancora, però pensavo di poter sconfiggere questo razzismo, no? Io la chiave un po' l'ho trovata, che è quella di pormi con ironia a chi si pone con me, nei miei confronti, con discriminazione, no? Dall'altra parte, studiando tantissimo, infatti non è mai abbastanza, ho capito che è sempre esistito il razzismo. Sono una persona solitamente molto ottimista, ma credo che esisterà ancora, sarà sempre presente. Dobbiamo imparare ad accoglierlo e a capire, sto riflettendo con voi anche adesso, a capire cosa trarne. Quindi io negli ultimi anni ho imparato della bellezza del razzismo. Lo so, è forte, ma di come in realtà questo spiazza molti personaggi razzisti che si sono posti nei miei confronti con delle dinamiche abbastanza distruttive, quando gli ho fatto capire che in realtà quello che facevo nei miei confronti era per me una grande ricchezza. Ora vabbè, no, questo per dire che poi andando anche in Africa e lavorando in Africa mi sono resa conto che esistono diverse forme di razzismo e che probabilmente il razzismo sia una cosa che appartiene all'uomo. Il razzismo è anche tra noi neri, tra il più chiaro e il più scuro. Quindi come combattere questo razzismo? Cerchiamo solo di andarci oltre. Grazie. C'è però il mio amico Daniele Mucci che è incuriosito di questo ragazzo di Casa Pound. Oh, okay. Tanto poi ve lo compro lo stesso, non preoccupare. Anche, possiamo spoilerare un po', dai. Sentiamo un po' questo ragazzo di Casa Pound, perché io ho letto il paragrafo e davvero mi ha divertito. Non voleva dire, non si è anche spaventato. Ci sta sentendo anche un tuo collega scrittore. Quindi... Allora, lui era incredibile, perché in realtà è una fortissima attrazione, forse l'attrazione più forte che abbia mai provato, l'ho detto. L'ha detto, avete sentito tutti, ha detto che è stata fortissimamente attratta da un ragazzo che ha frequentato 9 anni Casa Pound. L'ho scoperto dopo, infatti ho detto no, l'ho scoperto dopo, ovviamente, no. Però cercavo di capire perché questa forte attrazione, no? E poi niente, sai, tutte le ragazze sono curiose, vanno a vedere su WhatsApp profili, frasi, cose, Facebook, no? E mi sono resa conto che lui aveva questa frase. Ho fatto una ricerca e questa frase apparteneva appunto a uno dei più grandi, cioè, gruppi musicali proprio dichiaratamente di Casa Pound, no? E al che gli faccio, senti scusa, ma questa frase da dove l'hai presa? Perché ho trovato sul tuo profilo questa frase, cioè, sinceramente... E lui mi fa no, lui era una volta, adesso in realtà sto cambiando, però lì mi sono vista mia madre, perché vabbè, mia madre è riuscita a perdonare le persone che hanno ucciso la sua famiglia, no? Proprio face to face, anzi le ha anche aiutate economicamente andando in Africa, e quindi mi sentivo mia madre che mi parlava una sorta di pidgin English italiano, cioè 40 anni che qui si rifiuta di parlare perfettamente l'italiano, quindi fa tutto un misto di lingue, e ho sentito la voce di mia madre che mi diceva dai, prova, dai, se tu conosci magari non è cattivo. E io l'ho voluto incontrare e è stato ovviamente faticoso. Infatti nel libro ne parlo delle voci che sentivo che mi dicevano ma come tu attivista, tu che hai sempre lottato per i diritti umani, tu che sei di seconda generazione, sei la portavoce di qua di là, sei a cena con un ex militante per 9 anni di Casa Pound, no? E io vi assicuro che ho
ho capito, facendomi anche delle domande, perché poi che era un ragazzo con molte difficoltà, ovviamente, un ragazzo che credeva in quel movimento e che aveva creato questo movimento come una sorta di famiglia, ma in realtà dopo tanti anni si era reso conto che quella famiglia poi l'aveva tradito, però non voglio entrare troppo nei dettagli, e non sono riuscita ovviamente a proseguire, e lui ha capito che questa sua storia lo aveva segnato e che si porterà con sé per tutta la vita questa storia, e mi disse: capisco che ovviamente è un grande peso per te, e così ci siamo più frequentati. Però non lo so, cerco sempre di vedere oltre io a quello che, soprattutto quando si parla del passato, cerco sempre di andare a vedere, di andare verso il futuro, che rimanere rancorato lì nel passato. Grazie. Questa è la storia che capita a tantissimi, no? A un certo punto della tua vita, dopo tanti anni di fila in questura, arriva il giorno in cui ottieni la cittadinanza italiana. Tu che in Italia ci sei nata, cresciuta, hai studiato, sentendoti a metà tra l'essere italiana e l'essere liberiana. Questa l'ha scritta così bene Federica che l'ho letta tutta per intero. Perché non hai voluto festeggiare questo traguardo? Vabbè, sai, aspetti 15 anni, 18 anni, 20 anni per ottenere la cittadinanza. Poi io adesso no, sai, sono provocatrice e le faccio sempre questa domanda: chi di voi ha giurato davanti a un funzionario di essere cittadino italiano? Nessuno. No, io l'ho dovuto fare, quindi ero lì davanti con questo testo, giuro sulla Costituzione italiana, sulla Repubblica, e già questa cosa mi faceva girare la testa, no? Ma più che altro era questa funzionaria con tanto di bandiera che continuava a parlare come se io fossi straniera. Cazzo, lasciatemelo dire. Ti ho appena dato il mio documento dove c'era scritto proprio specificamente nata a Roma. Ok, quindi vuol dire che in più sto giurando di esserci, vuol dire che un esame almeno di italiano l'avrò dato, no? E lei continuava lì a parlarmi come se io fossi sbarcata ieri, se non la mattina stessa. Capito? Scrivi, stampa, tello, nome, qua, cognome, qua. Io non ci posso credere. Non oggi, no, ti prego, no. E i miei amici, che il mio ex ragazzo e le mie due carissime amiche che erano lì con me, in realtà loro non avevano realizzato più di tanto, no? Quindi erano felici: wow, sì, ce l'hai fatta, dopo andiamo a festeggiare. Quindi uscite da lì, loro erano tutti presi, no? Nell'andare a festeggiare, e avevano organizzato questa super festa a sorpresa che io ho smontato in un attimo, perché non mi sentivo, io ho bisogno di andare a casa e dormire e non pensare più. E mi sono resa conto che lì, per quanto tu potessi giurare sulla Costituzione, sulla Repubblica, potessi incontrare Mattarella in persona e compagnia bella, sei nera e non sarei mai italiana. Arriviamo in chiusura del nostro dialogo, ma anche in chiusura un po' del tuo libro. Tu racconti di questo viaggio che fai in Liberia, e da lì cambia anche, ritorni un po' diversa. Cosa ha rappresentato per te la scoperta della Liberia e come descriveresti il rapporto che vi lega con questa terra, con questa nazione? Beh, innanzitutto ci tengo a dire che essere afrodiscendente non vuol dire per forza di cose avere un legame con la propria terra, perché ci sono alcuni afrodiscendenti nati in Italia che questo legame non lo cercano. Quindi io sono sempre più convinta che mio padre abbia avuto veramente, ci abbia messo tutto il suo affinché io potessi creare questo legame, cioè ci fosse in me questo desiderio appunto di
di andare, di tornare a casa, perché l'ho vista proprio come un ritorno a casa. E sai, una nonna, vedo che qui in Sardegna c'è sempre un legame molto forte con le mamme e con le proprie nonne, no? E lo vedo molto simile anche con l'Africa, con la popolazione pele, no? E mia nonna, dopo aver vissuto 15 anni di guerra civile ed essere rimasta totalmente cieca, perché io ero arrivata lì che lei non vedeva più. Però non appena sono arrivata, no, a parte vi faccio questa premessa, io prima di partire registravo ogni singolo giorno quello che mi avveniva interiormente, no? Quindi più si avvicinavano i giorni, ovviamente c'era l'entusiasmo di andare, ma c'era anche questo sogno ricorrente che facevo, almeno per i primi 2 mesi prima della partenza. Sognavo di arrivare in questo villaggio, di cercare mia nonna e di non trovarla. Presente quei sogni disperati, quella corsa, quelle corse affollate, quella fatica così, no? Quindi mi rialzavo sempre con questo affanno. Noi crediamo molto nei sogni nella mia famiglia e ogni volta che sogniamo ci confrontiamo, condividiamo, no? Stiamo anche minuti e minuti a parlarne, siamo un'ora. E per 2 mesi io facevo questo sogno e cercavo di parlarne con mia madre e mia sorella e loro fingevano quasi di non sentirmi, che mi sembrava strano. No, non ti preoccupare, è solo un sogno. Ma come? Abbiamo sempre parlato dei sogni. Datemi per favore una risposta, un significato, un'interpretazione a questo sogno, no? E quella veramente fu l'unica volta in cui nessuno voleva aiutarmi. Bene, riesco a partire, incontro mia nonna cieca. Ovviamente la paura di mia nonna era quella di non appena gli hanno comunicato il mio arrivo, lei pensava che fosse morto il figlio, perché dice, cioè, non è arrivato il mio figlio in 20 anni, arriva mia nipote, vuol dire che è successo qualcosa al mio figlio. Poi la tranquillizzano così e inizia con questa grande benedizione, no? Da parte sua, da parte degli avi, e mi dice una cosa che mi ha fatto sentire di essere, cosa che non avevo mai sentito prima, di esistere, no? E mi disse: ti aspettavo prima di morire, ti ho aspettata. Poi sì, un viaggio molto intenso, anche perché lì ho scoperto tutti i segreti un po' nascosti dei miei genitori, no? Tante cose non dette le ho scoperte lì, sono state raccontate dagli zii. Quindi ho visto i miei genitori, appunto, come mi accennavo anche prima, sotto un altro aspetto. E tornata in Italia, mia sorella e mia madre poi mi hanno detto che per i mesi prima di partire mia nonna era in fin di vita, e quindi io lì ho avuto la spiegazione di quel sogno, no? Cioè, non te lo volevamo dire perché rischiavi di non vederla, no? E infatti nel libro parlo molto dei poteri dei sogni, di quanto sono stati significativi per me. E l'Africa mi ha insegnato a non sentirmi più un limite e a essere italiana, a essere africana, semplicemente ad essere, cosa che qui in Italia a volte ti fanno proprio dimenticare di essere. Non so come spiegare, è un po' filosofica questa cosa, però vi garantisco che andare in un posto e sentire una connessione profonda con la terra accade anche qui in Sardegna. Lo sento molto questa connessione con la terra, è importante per ogni essere umano. Grazie. Anna Maria Geniei. C'è una domanda del pubblico? La facciamo fare? Dai. Sì, per favore, non posso andare senza una domanda del pubblico. Sì, una vostra riflessione, anche una cosa vostra personale, cioè nel senso qualsiasi cosa. Sì, chi vuole fare qualche domanda? Sì. Puoi avvicinarti, no? Ti devi non si sente. No, dal posto no. Ti avvicini, Maria Grazia.
Non ti interroghiamo tanto, forse. Hai visto che No, perché ti dirò 4 scema. No, dai, anche con me. Dai, ti prego. Una cosa piccola. Una piccolina, qualsiasi cosa. No, non vicino Ma lascialo fare. no, la cassa suona. Ah sì, è vero, sì. Allora, tu hai fatto un esempio pratico di come tua mamma comunica con te. In questo mi scuso. Allora, io lì ho visto tua mamma. Poi hai detto che tuo padre comunica con voi con le canzoni, ma non mi hai fatto un esempio e io voglio sapere come fa a comunicare con le canzoni. Cioè, voglio un esempio, deve dirti una frase. Siccome noi qui non possiamo abbassare di musica, ci sono anche un paio di amici, quindi allora io sono curiosa di sapere come, perché magari potrebbe essere un meccanismo che si può utilizzare con i figli quando non ti ascoltano, magari. No, ma questa è una piccola grande cosa. Sì. Grazie perché no, chi vuole fare domande le può fare, si avvicina, anche perché le dobbiamo sentire tutti. Sì, ecco. no, grazie perché effettivamente questa cosa del generazionale, insomma, di trasmettere la musica ai figli, ci sono dei genitori che stanno riflettendo su questa cosa, non lo so, me l'hanno fatto mi arrivano messaggi di genitori che mi chiedono appunto come poter trasmettere la musica ai loro figli e poter parlare ai loro figli attraverso la musica, ecco, no? E ne parlo anche nel mio libro di questo. Ok, sono cresciuta con Bob Marley, va bene, sono cresciuta con Lucky Dube, che è un grande attivista africano, sono cresciuta con molte figure musicali, insomma, molti artisti africani e c'è stata una volta in cui molto particolare, dove, sai, io non sono l'unica figlia, siamo 3 femmine per la felicità di mio padre, di cui 2 gemelle, ok? 2 danzatrici, una fotomodella, e con mia madre siamo in 10 alla fine, e quindi le prime uscite mio padre le ha vissute un po' come ogni padre con i propri figli, penso. È stato molto difficile per lui perché poi eravamo sempre molto appariscenti e lo facevamo quasi apposta. E niente, una volta ci disse di tornare alle l'1 di notte, noi tornammo alle 4 del mattino e lui ci mise al loop Facci i conti con te di Luca Carboni. Capisci? Io ti giuro, ad oggi forse dovrei tornare a Roma a chiederlo perché presto non so ancora come lui sia riuscito a trovare quella canzone, perché fino a quel giorno lui, cioè, con lui parlavamo solo di musica africana, di jazz, solo, ma mai di musica italiana, no? E niente, quindi si fece un archivio di musica italiana quando dall'età di 16 anni in su e ci fece sentire diversi pezzi, ma uno in particolar modo era Facci i conti di Luca Carboni, Facci i conti con te. Qualche altra domanda? Allora chiamo Tiziano, che ringraziando ancora Anna Maria. Grazie. Chiamo Tiziano, che ringrazio per la sua... Grazie Tiziano, grazie. Grazie. Hai visto? Non me l'aspettavo, veramente sei un gentiluomo. Grazie a Tiziano, grazie anche a tutta l'associazione che ci aiuta tutti i giorni nel lavoro. Prima di passare la parola a Roberta Serra dell'associazione Il Pungolo, che concluderà la nostra serata, voglio ricordare che domani siamo a Casavis, avremo il primo intervento di Alessandra Cenni, coordinata da Maria Grazia Cossu, sui libri censurati, su letteratura, donna e censura. Lei parlerà di Antonia Pozzi e di Sibilla Leramo, e poi ci sarà la nostra graditissima ospite Carmen Yanez, che avrà, oltre che il riconoscimento del premio Mossa, verranno anche l'associazione, perché molti non sanno, ma in Italia ci sono più di 400 adottati cileni che vivono in Sardegna, e porteranno anche loro la loro testimonianza per omaggiare Carmen Yanez. Questo è il nostro appuntamento per domani. Adesso invito Roberta Serra a venire a
a fare l'ultimo brano di Serramanna Racconta. Voglio dire anche una cosa: abbiamo voluto fortissimamente che l'associazione Il Pungolo facesse questo reading perché i 4 volumi di Serramanna Racconta è la vera autobiografia di questo centro e di questo paese. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Io leggerò un racconto di Lucia Azzori che si intitola Mia madre. In verità non è esatto dire che non era andata a scuola, perché ogni anno si presentavano a casa loro i gendarmi con il pennacchio e tutto, per imporre alla madre di mandare a scuola la bambina. Per non incorrere in sanzioni o multe, la madre vestiva la piccola con l'unico abito buono e la affidava alla legge, che la portava nella grande scuola di Piazza Gramsci. La prima volta che vi entrò, la bambina si impressionò un poco per l'ambiente maestoso e per le grandi finestre del corridoio. Infine fu condotta in aula, dove altri bambini facevano lezione. La maestra interruppe l'appello guardando di sottecchi la piccola. «Bene, Ortu, mediti lì nell'ultimo banco». Così cominciò la sua breve carriera scolastica, perché dopo pochi giorni la madre dovette tenerla a casa a badare ai fratelli e accompagnare la nonna a Salin-Musia. E così andò sino alla successiva venuta dei gendarmi e il rito si ripeté. Qualche giorno di scuola e poi di nuovo a casa a seguire i suoi doveri di piccola donna. In quei pochi giorni però imparò le basi della scrittura e della lettura. Ogni volta che poteva si allenava a leggere qualsiasi cosa le capitasse, etichette o qualche pagina di giornale che magari svolazzando nel vento arrivava fino a lei. L'importante era esercitarsi e caparbiamente riuscì ad imparare da sola. Da grande poi, per scherzare con noi figlie, diceva che lei aveva frequentato per 5 anni le scuole, ma purtroppo, aggiungeva con fare divertito, sempre in prima elementare, e nonostante i nostri studi alle medie o al liceo non siamo mai riuscite a batterla in velocità nel far di conto a mente. In quei giri incontravano molte persone che davano alla nonna usodu o uvrancu dell'Imusia e la bambina riusciva a guadagnarsi qualcosa facendo dei piccoli favori a qualche signora, come quella volta che le fu chiesto semplicemente di spostare una sedia troppo ingombrante da qui a lì e da lì a qui, guadagnandosi ben 3 arriavis. Intanto sua madre, quando le capitava, si faceva una giornata in campagna lavorando come bracciante a Scoiscai o a Binennai e si occupava delle faccende della famiglia andando anche a piedi fino al fiume Leni per portare acqua da bere o a lavare i panni. Così facevano molte donne del paese a quei tempi, si ritrovavano in tante lungo le pozze del fiume, chine a strofinare e battere vestiti o altre pezze, e si diceva che alcune sentivano una voce di donna che cercava la sua bambina morta. Si pensava fosse lo spirito di una madre che, chissà in quali circostanze, aveva perduto la sua bambina, e quelle donne, forse madri anche loro, non provavano paura nel sentire la sua voce, ma tanta compassione. Intanto un'altra guerra era cominciata. Nei primi tempi l'avevano avvertita solo gli antifascisti e i dissidenti che subivano le angherie dei fascisti. Mentre la vita delle famiglie continuava con il solito ritmo, i genitori lavoravano in campagna come braccianti e i bambini a casa o a scuola. Gli effetti della guerra cominciarono a farsi sentire anche dalla popolazione, soprattutto per la presenza di soldati tedeschi che stazionavano al campo di Villacidro, meglio conosciuto come su Campo de Subrano o Campo de Sudrunconi, dove era stato costruito un aeroporto che funzionava da base per le truppe tedesche. Una mattina, mentre passava vicino a Sugorettoni, la bambina sentì un ronzio, indistinto al principio, ma via via sempre più chiaro e vicino. Tutti, eccetto lei, sapevano cosa significasse e cercarono rifugio correndo di qua e di là
per paura di un bombardamento. Solo lei rimase con il naso per aria e vide per la prima volta la grande stella degli aerei americani che sorvolavano il paese diretti a Cagliari, che bombardarono incessantemente per un intero giorno. Il boato delle bombe che cadevano sulla città si udì per tutto il Campidano. Era il 27 febbraio 1943. Ci furono molte incursioni sui cieli di Serramanna tra aerei tedeschi e americani, per lo più nelle campagne, dove qualche bracciante rimase ferito e dove una volta ne fu persino abbattuto uno. Intanto nel paese gli americani si insediarono nei capannoni rossi vicino al campo sportivo. Lì stazionava il battaglione 800, così lo chiamavano, mentre nel campo de Branu resistevano ancora i tedeschi, ma in seguito lo abbandonarono. Furono tanti i serramannesi che, spinti dal bisogno, si recarono al campo a piedi o con i carri per prendere alimenti o vestiti che i tedeschi avevano lasciato. La nonna era morta nel 1940 e da allora i giri della bambina per il paese erano finiti. In quell'epoca in cui tutto scarseggiava, alla madre capitò l'occasione di comprare un cappotto Bendirizzu, che nonostante fosse di colore nero, destinò alla bambina. Certo, c'erano da fare dei ritocchi e per questo l'affidò ad una sarta così che la bambina potesse metterlo per Natale. Lei ne fu così felice che aspettava quel giorno con ansia. La mattina di Natale si presentò dalla sarta con la speranza di indossarlo, ma la donna non lo aveva preparato e furono pianti a lacrime amare, tanto che in quel giorno decise di diventare sarta e di accontentare sempre i bambini, a costo di lavorare anche la notte. Non avrebbe mai fatto piangere le sue lacrime di delusione a nessun bambino. Fu così che, vista la sua passione per il cucito, la madre cominciò ad affidarle piccoli lavori di ramendo e, appena divenne adolescente, la fece andare da zia Erminia Palmas per imparare quell'arte. Piano piano imparò il mestiere della sua vita e divenne sarta, tanto che la sua maestra, ormai anziana, le affidò l'attività di sartoria. Da quel giorno cuciva e cuciva con passione, con l'obiettivo di comprarsi una macchina per cucire tutta sua. Divenne brava e ben voluta, per cui si ritrovò ad avere molte clienti e anche alcune ragazze che l'aiutavano nel fare le rifiniture e i sottopunti. Io l'ho sempre vista con un ago in mano o appuntato sul vestito, pronto all'uso. Tante sono le cose che potrebbe raccontare ancora, perché lei sa, lei ha vissuto e conosce tutti e tutte le parentele di questo paese dove ha sempre abitato. Lei è la nostra memoria e le nostre radici, eppure di lei mi rimarrà sempre impressa la visione di una bambina che, incurante del pericolo, se ne sta con il naso per aria e meravigliata ad ammirare la grande stella degli aerei americani. Di queste storie Serramanna ne può raccontare tante, ma questa in particolare mi appartiene, perché la storia di quella bambina è la storia di mia madre. Ecco, quasi conclusa questa serata. Ringraziamo il Pungolo per questo reading, per averci fatto compagnia questa sera. E adesso passo la parola a Francesco perché ci spiegherà la pittura di oggi, l'arte di oggi. Grazie Fanny, ciao a tutti, buona serata. Chiudiamo anche la seconda giornata di questo Festival Strangius. Volevo introdurre l'opera velocemente di Sebastiano Pugetto, classe 95. L'ultimo anno l'ha passato sviluppando software, comunque lavorando al computer, ma una tra le sue più grandi passioni è il disegno a matita. Una passione per il chiaroscuro e oggi si è cimentato in un esercizio tecnico. Vi consiglio di avvicinarvi anche per vedere il dettaglio. In breve, lui si è fatto ispirare un po' dagli argomenti trattati oggi, dalle testimonianze che abbiamo avuto. Quello che vi voglio dire in breve, come vedrete, che la cosa più evidente che si nota sono queste crepe, queste spaccature, perché queste persone hanno sofferto una separazione, qualcosa che li ha rotti, e separati dai loro familiari o da quello che avevano prima, oppure sono l'eredità di quello che appunto ha lasciato tutta questa storia.
C'è una tradizione in Giappone che quando cade un vaso e si rompe, anziché buttare via i pezzi, per ricomporre il vaso usano il materiale che ha più valore e quindi fanno aumentare, lo impreziosiscono riunendo i pezzi con l'oro. Sebastiano ha voluto mettere insieme tutte queste cose per, non lo so, far capire che nonostante tutto anche Anna Maria poi la prova che riunendo i pezzi di tutto quello che è una frattura si può ottenere qualcosa di ancora più bello. E chiudo qua il mio messaggio e vi auguro buona serata e ci vediamo domani. Ciao. E come sempre grazie a voi per essere stati con noi. Ci vediamo domani in via Roma 60 a casa Avis. Buona serata a tutti, grazie.